Buonasera ai titoli con le principali notizie. A Palermo muore anziano sbranato da 3 cani del vicino nelle campagne di Bagheria. A scoprire il corpo dilaniato dei morsi i familiari. A Catania l'aggressione alle maestre della Petrarca, l'arcivescovo Renna, il sindaco Trantino a scuola incontrano i genitori. La madre dell'alunno si difende, dice mio figlio picchiato. Etna, la spettacolare eruzione con la colata arrivata a quota 1850. Il vulcano è strettamente monitorato dai vulcanologi delle NGV. Arrivano le prime restrizioni per evitare l'assalto dei turisti. Divieto ai gruppi, si sale solo con catene a bordo. Sequestrati 2 quintali di droga nascosti dentro case abbandonate di San Cristoforo in un deposito dismesso vicino al faro Biscari di Catania. La pioggia caduta in Sicilia ha riempito gli invasi, ma Agrigento resta la capitale della crisi idrica. La dispersione continua a incidere e i cittadini denunciano stanchezza. Calcio, pari e fischi per il Palermo che non sa più vincere. Dionisi contestato dal pubblico, ma per ora non è a rischio esonero. Altra prestazione negativa del Catania che nel finale di gara contro la Casertana ha rischiato anche di perdere. Contestazione per tutti, dalla squadra alla proprietà. Di nuovo buonasera. È dunque aggredito e dilaniato da 3 cani corso. È morto così un uomo di 84 anni a Bagheria. Siamo nel Palermitano a fare la scoperta i figli che non avevano notizie del pensionato e adesso i cani sono stati sequestrati e portati in un canile. Stanno indagando i carabinieri. Marco Gullà. Era nel suo terreno, in questa contrada Bagheria, paese alle porte di Palermo. L'uomo, 84 anni, Salvatore Maggiore, all'improvviso, in tarda mattinata, sarebbe stato aggredito da 3 cani di razza corso che lo avrebbero ucciso, mutilandolo. Le figlie, preoccupate perché l'uomo non rispondeva al telefono, hanno raggiunto Contrada Amalfitano e si sono ritrovate il padre morto a terra, senza gambe. Una scena agghiacciante. L'uomo stava raccogliendo dei fiori da portare al cimitero quando sarebbe stato aggredito appunto dai 3 cani. Un amico della vittima ci ha detto veniva spesso in questa zona perché aveva appunto un terreno agricolo. Da quello che si evince è stato quindi aggredito da questi cani o ha avuto un malore? Non si sa, questa è una cosa che non si sa, si suppone, perché quando sono arrivati i familiari, i figli, i cani comunque li hanno accerchiati, quindi si suppone insomma che comunque i cani erano lì nei dintorni, però è tutto da vedere se è stato un malore, i cani sono subentrati in un secondo momento. Le indagini sono in corso con accertamenti sul proprietario dei 3 cani, un vicino della vittima. I mastini sarebbero usciti da un buco che c'è nella recinzione della villetta adiacente al terreno dove l'uomo stava raccogliendo i fiori. Li ho visti tante volte, ma più sul cane è intenzionato. Diciamo che un po' mettono paura, però logicamente io ce l'ho pure il cane, mia madre c'è il cane, quindi siamo abituati con i cani. Il medico legale dovrà stabilire se l'uomo abbia avuto un malore e poi sia stato aggredito dai cani o se siano stati i morsi degli animali a provocarne la morte. Adesso il caso delle insegnanti picchiate alla Petrarca di Catania, confronto tra il sindaco Trantino e i genitori degli alunni alla presenza dell'arcivescovo Renna. Sicilia 24 parla una delle protagoniste del pestaggio e dice la maestra ha schiaffeggiato mio figlio. Sentiamo Tonino De Mana. Le maestre picchiate sotto shock, assenti giustificate, poi tutti presenti, dall'arcivescovo di Catania Renna al sindaco Trantino, dalle forze dell'ordine ai genitori degli alunni dell'istituto Petrarca, la scuola balzata agli onori della cronaca per l'aggressione alle insegnanti, animi accesi per un lungo confronto dove ognuno ha manifestato le proprie ragioni. Determinati contesti accentuano gli atteggiamenti di violenza che tuttavia non sono mai giustificabili. Che parole usare in questi casi per calmare le acque? Dialogare, perché non si tratta di calmare le acque ma di trovare un punto di incontro. E non sono mancati momenti di tensione, specie quando Trantino ha ricordato che non si reagisce con la violenza ma rispettando le leggi. Vi proponiamo una delle versioni, quella della madre, protagonista del pestaggio. Mio figlio mi ha detto mamma vedi che mi ha dato una pacca diciamo sul capo della testa e già il giorno prima mi aveva detto che aveva fatto un solo ai piatti. Non si deve permettere né per scherzo né per dire va bene, non va bene, di reagire a un bambino
di reagire e di mettere le mani addosso a un bambino. Cosa si sente di dire adesso alle maestre che sono un po' sotto shock? Le maestre, quelle là colpite, si facciano un opero di coscienza per quello che hanno fatto. No, perché io ho sbagliato a livello che io ho alzato le mani, ma lei non ha fatto di meno. Nel frattempo riprendono le lezioni con il sindaco Trantino nell'insolita veste di maestro e per non sottrarre tempo agli alunni della quinta D, microfoni e taccuini affidati all'assessore all'istruzione Guzzardi. Vi sono delle problematiche di base, ma questo non giustifica il comportamento di chi ha aggredito l'insegnante, a cui va sempre e comunque il nostro sostegno. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia Fontana Rossa e della stazione di Nesima. Adesso sull'Etna, lo spettacolo che attira centinaia di curiosi soprattutto in questi giorni di eruzione. Per limitare l'afflusso di visitatori che bloccano le vie di fuga, una conferenza dei servizi in prefettura a Catania ha imposto una serie di limitazioni all'accesso che riguardano soprattutto i gruppi organizzati. Sentiamo Lorena Dolci. L'Etna come Roccaraso, presa d'assalto da turisti e curiosi. 1 migliaio di visitatori ieri ha affollato i tornanti del vulcano per vedere da vicino l'eruzione. Il capo della Protezione Civile, Salvo Cocina, ha diffuso queste foto, segnalando sui social un afflusso costante di visitatori, posteggio selvaggio, blocco della circolazione e impossibilità di passaggio dei mezzi di soccorso. Una situazione di rischio non tanto per il vulcano, ma perché in caso di emergenza di qualsiasi natura vengono bloccate le vie di fuga. Da qui la richiesta alla prefettura di attivare le forze dell'ordine e la polstrada. Immediata la conferenza dei servizi con tutti i soggetti coinvolti, dai sindaci alla forestale alla protezione civile. Unanime la decisione di regolamentare l'afflusso. In particolare si è deciso di uniformare tutte le ordinanze comunali, vietando l'accesso ai gruppi organizzati, di istituire un senso unico di marcia per rendere le strade più fluide. Si sale solo con catene a bordo, questo per ridurre il numero di auto dirette nei luoghi più gettonati. Intanto il vulcano continua a sbuffare, la cenere ricade sui paesini dell'Etna, mentre non ci sono restrizioni nei voli in arrivo e in partenza, anche se alcuni spazi aerei sopra l'aeroporto rimangono chiusi. E nel frattempo continua sull'Etna la spettacolare eruzione. Il vulcano è strettamente monitorato dagli esperti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che hanno raggiunto il fronte lavico per prelevare dei campioni. Sentiamo ancora Lorena Dolci. Siamo al fronte lavico, la colata in questo momento ha tagliato l'altomontana. A parlare la ricercatrice dell'INGV Emanuela De Beni, che con un team di colleghi ha raggiunto il fronte lavico per verificare come si è evoluta negli ultimi giorni la colata. Viene utilizzato anche questo drone con un doppio sensore, visibile e termico. Il pilota Cantarera lo guida sulla colata. A sinistra del controller vediamo l'infrarosso, in giallo c'è la zona più calda, in fucsia quella più fredda e in nero la neve. A destra si vede invece la lava che sta arrivando alla pineta. Ma ai vulcanologi occorre anche una visione ravvicinata. Ecco allora un'altra ricercatrice, Rosanna Corsaro, che si avvicina al fronte lavico per prelevare dei campioni di lava ormai fredda. Il magma sarà analizzato in laboratorio per conoscerne la composizione, che dirà se viene dal profondo o da un serbatoio superficiale. Operazioni riservate agli esperti dell'INGV. La raccomandazione infatti è di non avvicinarsi troppo alla lava, non solo per il rischio di masse incandescenti, ma anche perché nel contatto con la neve potrebbero sprigionarsi esplosioni di vapore bollente. Allora meglio restare alla giusta distanza, 200 metri il consiglio del soccorso alpino, e godersi lo spettacolo di questa eruzione cominciata l'8 febbraio da una fessura alla base del cratere Bocca Nuova, una colata discretamente alimentata che facendosi spazio in mezzo alla neve è arrivata alla pista altomontana intorno a 1850 metri. Si sarebbe impossessato del denaro contenuto nella borsa di una donna che stava accompagnando in sedia a rotelle nella sala a partenza dell'aeroporto di Catania. Un addetto all'assistenza delle persone con ridotta mobilità è stato denunciato. Mentre accompagnava la donna, l'uomo le avrebbe chiesto di poterle tenere la borsa e poi, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe prelevato i soldi. Solo al gate la donna si è accorta appunto dell'ammanco e ha denunciato. A Catania, maxi sequestro di marijuana a San Cristoforo, la droga era nascosta in enormi sacchi di plastica, tra materiali di risulta avrebbe fruttato 2 milioni di euro. Tonino De Mana.
era nascosta tra materiali di risulta, ma non è sfuggita alla vista dei carabinieri del comando provinciale di Catania. 2,5 quintali di marijuana sono stati rinvenuti e sequestrati nel corso di un'operazione effettuata in alcune case abbandonate di San Cristoforo. In un deposito dismesso non distante da Faro Biscari, i militari del nucleo investigativo sono riusciti a scovare un ingente quantitativo di droga abilmente nascosta tra vari materiali di risulta accatastati lungo una viuzza laterale e senza via d'uscita. Di fronte ad un consistente cumulo di droga, i militari hanno proceduto alle non semplici operazioni di recupero della sostanza, vedendosi costretti ad utilizzare 2 mezzi furgonati dell'arma. Al termine dell'intervento sono stati recuperati ben 34 sacchi di plastica, alcuni chiusi e addirittura sigillati. Sono in corso indagini anche di natura tecnico-scientifica per comprendere le dinamiche criminali, compreso la destinazione finale della sostanza stupefacente che, al dettaglio, avrebbe fruttato tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 31enne tunisino ucciso a colpi di pistola a febbraio nel centro di Ribera. I carabinieri di Sciacca hanno arrestato Ciro Ruvolo, bloccato a Porto Empedocle. L'omicidio, secondo gli inquirenti, sarebbe legato a contrasti nel traffico di stupefacenti. La pagina sindacale, il segretario della CGIL Maurizio Landini a Isola delle Femmine per l'assemblea dei dirigenti del sindacato dice: siamo assediati dalla precarietà. E poi ha anche lanciato il referendum sul lavoro. Marco Gullà. Dal referendum sul lavoro alla precarietà che affligge l'Italia e in particolare la Sicilia. A Isola delle Femmine, nel Palermitano, l'assemblea di tutti i gruppi dirigenti della CGIL in Sicilia, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini. La qualità dell'occupazione che si sta creando è una qualità balorda, di precarietà su precarietà. La gente è precaria e con salari bassi e si sta, tra l'altro, aumentando l'occupazione nei settori dove c'è più precarietà. Sulla situazione della ST Microelectronics di Catania e sulle 2 settimane di cassa integrazione, Landini parla così. Mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti che quello è un settore strategico e c'è bisogno di politiche industriali molto chiare. Noi stiamo pagando, non solo su queste vertenze, ma più in generale stiamo pagando un'assenza di politiche industriali nel nostro Paese. Poi un altro tema del referendum, quello delle morti sul lavoro. Tra i record del nostro Paese ci sono più di 1.000 morti sul lavoro all'anno e più di 500.000 infortuni. E noi stiamo chiedendo una cosa molto precisa, che un'azienda che decide di appaltare il lavoro deve rimanere lei responsabile della sicurezza e della qualità del lavoro che si determina, visto che la maggioranza degli infortuni e delle morti avviene lungo la catena degli appalti, dei subappalti, dei sottoappalti e delle finte cooperative. Dati di lavoro precario che aumentano soprattutto in Sicilia. Penso che uno che ha figli, che vuole vedere un futuro, avrebbe piacere che i suoi figli, non come succede adesso che sono costretti ad andare all'estero a lavorare, ma potessero rimanere in Italia, potessero rimanere in Sicilia, nel suo paese, per poter usare la propria intelligenza. Una breve pausa, poi ci occuperemo degli invasi pieni in Sicilia per le piogge degli ultimi tempi, ma che invece per Agrigento, che resta la capitale della crisi idrica. La pioggia caduta in Sicilia ha riempito gli invasi, ma Agrigento resta la capitale della crisi idrica. La dispersione continua a incidere e i cittadini denunciano stanchezza. Caltanissetta invece si respira, ma chiede di non abbassare la guardia. Roberta Lunghi. Nel periodo in cui gli invasi si riempiono in Sicilia per le piogge degli ultimi 40 giorni, con un più 34% nell'ultimo mese, Agrigento resta comunque la capitale della crisi idrica. La lotta sarà impari finché il sistema delle condutture non verrà adeguato, perché senza alcun dubbio resta la dispersione il nemico numero 1 del ritorno alla normalità nella città capitale della cultura. Siamo sostanzialmente stanchi, non ce la facciamo più. Qui abbiamo praticamente delle comunità, abbiamo dei B&B, abbiamo delle strutture sanitarie. Come è possibile lasciare senza acqua? La rete idrica è il problema, l'acqua ad Agrigento c'è, il problema è la distribuzione. Oggi l'unica cosa che possiamo chiedere è al Presidente, al Governatore Schifani, con il potere di sussidiarietà, di prendere in mano la situazione. Respira invece Caltanissetta con molti se e molti ma. Ma noi non dobbiamo abbassare la guardia, perché le modifiche strutturali al sistema idrico regionale vanno comunque fatte, a partire per esempio dai collauti delle dighe.
I numeri forniti dal Dipartimento regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico di Sicilia riportano un aumento di volume delle acque delle 30 dighe in Sicilia di 68 milioni di metri cubi solo nell'ultimo mese. Su Lentini l'aumento maggiore, poi l'Ancipa e la diga di Pozzillo. In una classifica che conforta il comparto agricolo e i cittadini, le ombre ci sono e denunciano la necessità di intervento. Un dato su tutti riguarda, a conferma del disagio nell'Agrigentino, il bacino del fiume Sosio Verdura, dove in un'annata di piogge 50-60 milioni di metri cubi di acqua si sono dispersi in mare. La Sicilia con gli occhi di Montalbano, raccontata in una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta con Alberto Angela, uno sguardo affascinante sulla cultura siciliana e sull'eredità letteraria di Camilleri, rendendo omaggio a uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Desiree Ferlito. Sembra proprio di essere piombati all'interno di una puntata che sta andando in onda di Montalbano. La Sicilia con gli occhi di Montalbano, raccontata come non mai da Alberto Angela in una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta. A condurre lo spettatore alla scoperta dell'isola il drone di Ulisse, accompagnato dalla voce di Angela, che propone un viaggio tra i segreti di questa terra affascinante e che grazie alla figura creata da Camilleri e impersonata da Luca Zingaretti è diventata meta desiderata di tanti turisti. Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna e ancora Marzamemi, Donna Fugata, la Valle dei Templi di Agrigento, Tindari. Angoli di Sicilia prendono vita nel racconto di una serie diventata ormai un cult. Per una notte compagni di avventura di Alberto Angela sono gli attori del cast. Naturalmente Luca Zingaretti, che ha dato voce e corpo al protagonista, l'immancabile agente Agatino Catella, interpretato da Angelo Russo, il vice Mimì Augello, impersonato da Cesare Bocci, e il braccio destro operativo del commissario Fabio, alias Peppino Mazzotta. Una festa in onore di Montalbano, nella quale non mancherà un omaggio al suo creatore. Nel racconto di Piero Angela anche Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri. Sia molto bello il fatto che coincidano questi due eventi, quindi Agrigento capitale della cultura e il centenario che ricorre quest'anno dalla nascita di mio nonno. Penso che a Porto Empedocle risieda molta dell'anima di mio nonno e che abbia ancora moltissimo da raccontarci. Questo speciale offre uno sguardo affascinante sulla cultura siciliana e sull'eredità letteraria di Camilleri, rendendo omaggio a uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Una breve pausa e poi il calcio con la crisi di Palermo e Catania. Al calcio, pari e fischi per il Palermo che al Barbera non è andato oltre il 2-2 con il Mantova. Dionisi contestato dal pubblico ma non è a rischio esonero. Marco Gullà. Il Palermo non sa più vincere, quella che doveva essere la partita del rilancio si è ancora una volta trasformata in un nuovo passo indietro. Al Barbera con il Mantova finisce 2-2, da salvare solo l'ottima prestazione di Poyampalo, autore di un assist e gol su rigore. Poi per il Palermo un pari che sa di bocciatura. Dopo il gol di Verre, molto bello, la formazione rosanero anziché chiuderla si è fatta nuovamente trovare impreparata. La rimontite fa volare anche il Mantova che nella ripresa la ribalta. Poi la rete di Poyampalo per il definitivo 2-2. Il rosso a Ceccaroni, decisamente esagerato, rallenta ulteriormente il Palermo che rimane a 2 punti dalla zona playoff. Fare complimenti ai ragazzi perché non si sono disuniti, qualcuno ha finito in fatica e la partita l'abbiamo fatta, abbiamo concesso poco la palla a loro che hanno di media il 60% di possesso e oggi non è stato così. E deve essere questo con più ancora cattiveria e rabbia nella prossima partita. A fine partita è stata pesante la contestazione soprattutto per Dionisi che al momento resta in sella. Il Palermo ha dimostrato di essere una squadra incapace di mettere sotto un'avversaria modesta che veniva da un periodo negativo. Gli esterni non affondano e non riescono mai a creare superiorità. La difesa a 3 imbarca acqua e soprattutto gol. Il tanto auspicato cambio di marcia non è ancora arrivato. Prestazione negativa del Catania, con la Casertana i rossazzurri giocano male, creano poche occasioni, pareggiano e nel finale ringraziano il portiere che ha evitato il peggio. Contestazione per tutti, dalla squadra alla proprietà. Marco Carli.
Un tiro nello specchio della porta. Questo, il rigore di Inglese che sblocca la partita. Conclusione imparabile, 12° gol in campionato. L'unico sorriso di una partita pessima che per il resto ricaccia indietro il Catania. Sfumate in un colpo solo le convinzioni arrivate dopo Monopoli, le velleità di cambiamento. Basta una Casertana lievemente più aggressiva, l'ingenuità di Allegretto e il rigore di Carretta per mandare i rossazzurri definitivamente in confusione. Siamo solo in avvio di ripresa, manca ancora un tempo, ma il Catania si scioglie, concede campo agli avversari, gambe bloccate tranne per qualche interprete, Inglese su tutti, e soluzioni tattiche rivedibili. Jimenez, un esempio schierato da mezzala, non entra mai in partita. Diciamo che anche lui oggi non era, purtroppo per noi non era in una giornata positiva. Per raccontare la pochezza generale, tranne, lo ripetiamo, per qualche interprete, il protagonista di giornata in casa Catania è stato Dini, che ha salvato il risultato nel finale, altrimenti sarebbe stata addirittura sconfitta. Il pericolo scampato non ha evitato la rabbia dei tifosi, contestazione per tutti, per la squadra, per il tecnico, per la dirigenza, per la proprietà. Allo stadio c'era Pelligra col fratello Paul, in generale condannata la gestione che ovviamente coinvolge tutte le parti in causa. La partita sembra la naturale conseguenza, l'unico filo conduttore della stagione resta l'andamento altalenante a cui, per dirla con l'allenatore in seconda del Catania, nella ripresa si aggiunge anche altro. Io credo che la squadra sia andata un po' in paura dopo aver subito il gol, e come magari se avesse pensato che magari era un'altra giornata magari che non si vinceva tra le mura amiche. Questo purtroppo non deve capitare. 2 pareggi per 0-0 nell'ultimo turno sia per il Messina che per il Trapani, ma maturati in condizioni diverse per le altre 2 siciliane del girone C. All'orizzonte c'è il derby in programma lunedì prossimo al Franco Scoglio. Francesco Triolo. All'orizzonte un derby che assomiglia tanto ad un crocevia per Messina e Trapani. 7 giorni di tempo per arrivarci al meglio, ma oggi la condizione delle 2 formazioni siciliane è diametralmente opposta, quasi a ribaltare i valori che dice la classifica attuale. Il Trapani, a dispetto della posizione playoff, non vive certo un periodo felice, testimoniato anche dall'impazienza, chiamiamola così, del presidente Antonini, che dai suoi social ha fatto capire come la partita di ieri contro il Sorrento sia stata per lui noiosa. 1-0 frutto delle difficoltà di una squadra rivoluzionata sia nell'organico che alla guida tecnica e che ha giocato 3 partite in 7 giorni. Quella che si aprirà domani è la prima settimana intera di vero lavoro per Vincenzo Torrente. Da quanto visto contro il Sorrento si dovrà lavorare per allineare la preparazione di tutti i nuovi e trovare assetto e ritmo per tutti i 90 minuti. A Messina Torrente non avrà a disposizione Sabatino, un ex che era diffidato e che sarà squalificato dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata per il fallo su Musso. A Messina invece la classifica parla di piena zona play-out, ma da quando è arrivato Banchieri in panchina i giallorossi hanno inanellato 4 risultati utili consecutivi, l'ultimo il pareggio in casa del Benevento di sabato scorso. La strada verso la salvezza è ancora lunga e difficile, ma i nuovi hanno cambiato l'atteggiamento della squadra che lotta e non molla, che è più concreta. Crimi e Pietrucci danno ordine, contro il Benevento Costantino da titolare ha dato maggiore peso all'attacco. Quella col Trapani è la prima di un ciclo terribile, dopo infatti il calendario prevede Monopoli e Avellino, ma in questo momento il Messina non può guardare gli avversari. Io mi fermo qui, è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.